Il folto pubblico accorso ad assistere all'incontro con Don Renato De Zan ha costretto lo staff organizzatore a spostare l'evento al Duomo anziché nell'ex convento di San Francesco. Perché credere? Era il titolo della serata in cartellone a Pordenone Pensa, rassegna culturale organizzata da Circolo Culturale Eureka e provincia di Pordenone. A condurla è stato il giornalista Henry Lisetto, che ha interrogato Don De Zan sul suo percorso personale cristiano, sull'educazione, sul decadimento dei valori, sulla difficoltà legata all'accoglimento di Dio e del credere. Al centro di tutto però c'è stato ragionamento sulla fede e su quale sia oggi la sua portata nella società. Penso che noi stiamo ancora vivendo una fede con degli schemi, con delle categorie che forse non dialogano molto col mondo moderno. Certamente rivedere queste categorie possono dare un aiuto a comprendere meglio la fede e la fede a comprendere meglio il mondo moderno. E quando si realizza questo dialogo forse le cose potrebbero essere anche diverse. Pordenone Pensa continua fino al 14 giugno con una serie di appuntamenti sempre ad ingresso libero. Programma integrale su www.pordenonepensa.it.